Chi sarà il candidato presidente del centrodestra alle prossime regionali in Veneto? Domanda d'obbligo dopo la pronuncia della consulta che ha archiviato definitivamente l'esperienza Zaia. Squadra che vince non si cambia, lo slogan della Lega. Noi abbiamo raccolto le firme per chiedere appunto che la presidenza resti alla Lega e questa sarà la nostra proposta, quella che faremo alla coalizione, poi è chiaro che la decisione spetta al tavolo nazionale. Dovremmo andare insieme, credo che nessun veneto capirebbe un centrodestra non unito e quindi credo che questa sia la via maestra, dopodiché si sceglierà il miglior candidato, ma insomma squadra che vince non si cambia, ha ragione il mio collega Stefani, ma si può cambiare bomber, centravanti, allenatore, credo che non sia un problema. A Gaglio, sul palco della scuola di formazione politica promossa dal senatore UDC Antonio De Poli, i leader regionali del centrodestra danno sfoggio di diplomazia. È normale che si discuta per chi sarà il nuovo presidente. A me interessa che il nuovo presidente sia il miglior presidente per i nostri cittadini, per dare quelle risposte oggi fondamentali di cui abbiamo bisogno tutti noi. E credo che questo sia l'obiettivo mio personale, ma di tutti i 4 segretari del centrodestra che oggi sono qui riuniti. L'accordo si troverà a Roma con i vertici nazionali, come sempre accaduto, puntualizza Forza Italia. Il centrodestra andrà unito, non ci saranno sicuramente fughe in avanti o di lato di nessun partito del centrodestra, come sempre accaduto, e che il tavolo nazionale, che ha la capacità di sintesi, farà sintesi anche questa volta in una candidatura unitaria.